Da quando ho cominciato la campagna elettorale sono entrato in un mondo strano, è come avessi passato lo specchio di Alice nel Paese delle Meraviglie. Sono entrato nel mondo che va all'incontrario, un mondo strano. Ho incontrato un'amica di vecchia data e mi ha detto: guarda, mi sei simpatico, secondo me sei una persona seria, ma io voglio cambiare, voto Lega. A che ho cominciato a pensare, ma scusa, ma guarda che la Lega è al governo del Veneto da 13 anni. Questa mi ha guardato, ha bofonchiato qualcosa ed è andata via. E lì ho capito che il mondo sta andando all'incontrario. E girando per il Veneto, paese per paese, paesi, anche frazioni di paesi, di comuni da 3.500 abitanti, ho imparato e conosciuto tante cose. Vedete, oltre a questo fatto che mi ha stupito molto e mi ha fatto pensare, ma come fa questa a dire che vuole cambiare e poi vota un partito che è il governo da 13 anni? Ma la cosa è più diffusa di quanto voi pensiate. Vedete, c'è anche il commerciante che mi ha detto: ci avete tradito, avete dato troppo alla grande distribuzione. Perché sono rimasto perplesso e gli ho fatto notare che anche lì il PDL è al governo da 15 anni e la Lega da 13. E in effetti è vero, è stato dato troppo. 300 metri quadri per 1000 abitanti, il doppio, attenzione, il doppio della media europea. E però nessuno gliene fa una colpa. Se la prendono con qualcosa di astratto e appunto, e anche i commercianti, molto spesso, non tutti per fortuna, hanno questa idea che i loro difensori siano a centrodestra e tra l'altro adesso preparano un'altra difesa che è quella di Motor City a Verona, vicino Verona, una realtà che prevede 500.000 metri quadri di grande distribuzione. Scommetto che sono in coda per votare la Lega. Vedete, ma non è solo questo. Loro si atteggiano anche a difensori delle piccole imprese. E allora sono andato a vedere il bilancio della Regione Veneto, 2005-2010, molto interessante. Sviluppo delle piccole e medie imprese, dal 2005 al 2010, meno 35,2%. Commercio, sempre 2005-2010, meno 43,3%. Promozione economica e fieristica, meno 52,4%. Turismo, meno 24,6%, agricoltura, meno 28,8%. Bravissimi, hanno una capacità incredibile di mistificare le cose. Io stesso a volte sono rimasto vittima, per carità. E però hanno una bravura da 5 anni, stanno diminuendo gli stanziamenti per le categorie produttive, nessuno glielo rimprovera e sono anche disposti per certi versi a seguire. Io spero che dopo avergli raccontato per tante volte questa storia, anche loro capiscano. I costi della politica. Giustamente qualcuno mi dice: sono stufo, voglio cambiare perché la politica costa troppo, è un costo insopportabile, è vergognoso che il Paese sopporti questi costi. Vi ho detto cosa è successo alle piccole imprese, a tutto il settore produttivo? Bene, ascoltate questi due dati. 2005-2010, organi istituzionali, la spesa è cresciuta del 13,6%, relazioni istituzionali, che comprende anche spese di rappresentanza, più 59,2%. E anche qui bisognerebbe che si uscisse da questa realtà e si riuscisse a raccontare alle persone le cose come stanno. I coltivatori invece mi dicono: qui ci vuole più rispetto del territorio, perché negli ultimi anni il territorio è stato deturpato, più 40% di abuso, nel senso di utilizzo improprio del territorio sottratto all'agricoltura. E poi vado a vedere e non c'è il piano territoriale di coordinamento regionale. Cosa vuol dire? Vuol dire che è quello che democraticamente stabilisce e pianifica l'utilizzo del territorio, quello che permette alla minoranza di dire la sua, quello che permette alle categorie produttive di dire la loro, di partecipare alla pianificazione. Nessuno però è interessato a rimarcarglielo. Ma manca anche il piano dei rifiuti, manca anche il piano energetico delle energie alternative, manca anche il piano delle cave, tutte cose che fanno sì che un imprenditore che deve investire, che deve sapere dove
fare i suoi affari, non riesce a saperlo. E quella è la prima infrastruttura, è l'infrastruttura immateriale più importante. Nel Veneto, quindi, oltre allo statuto, che non abbiamo, che è cosa importantissima, perché anche questa è una delle cose che sento dire, noi votiamo Lega perché vogliamo il federalismo. E poi vai a vedere e scopri che il Veneto è solo lui, assieme al Molise e alla Basilicata, con tutto rispetto per queste due, che non ha lo statuto. E oltre a stabilire i rapporti di potere tra presidente, giunta, consiglio, oltre a stabilire gli emolumenti e quindi il costo della politica, cosa che si sono guardati bene dal fare, stabilisce anche un'altra cosa, quello che è il federalismo possibile già adesso, no? Il federalismo istituzionale, il federalismo che potevamo fare, le competenze alle province e ai comuni, quella famosa sussidiarietà, il governo vicino ai cittadini. Hanno avuto 13 anni di tempo, ma non l'hanno fatto. E anche questa è una bella cosa da raccontare. Così come tutta quella mancata programmazione, perché c'è anche il piano sociosanitario che non c'è, ci sono anche altre cose. Vedete, una regione che vive, è la prima regione per turismo in Italia, il Veneto, non ha la legge sul commercio. E che dire, non c'è la legge sul turismo. Quindi mancano le cose essenziali, hanno ridotto le spese, eppure è difficile convincere questa gente a non votarli. Vedete, c'è una sorta di malia, la chiamo io, di magia. Sembra di camminare in un incubo. Parli con questa gente, gli dai i dati, la documentazione. Prima ero convinto di queste cose, adesso dubito di me stesso quando ne parlo. Prima il Veneto, bello slogan, azzeccato. Poi vai a vedere e scopri che da 13 anni al governo nel Veneto, 7 su 9 al governo nazionale, e ti aspetti che le cose siano cambiate. Invece vedi che i trasferimenti dallo Stato agli enti locali, ai comuni, è diminuito di oltre il 20%. Se poi vai a vedere dallo studio di Marco Stradiotto, comune per comune, ci sono comuni che anche hanno lasciato sul campo il 35% e passa. Ma tanto fa, prima il Veneto, va bene, può darsi che questa volta non ci siano riusciti. Andiamo a vedere la spesa regionalizzata. Quanto spende lo Stato italiano nel Veneto? Tradizionalmente molto poco. Circa la metà di quanto spende nella media delle regioni italiane. Solo la Lombardia va un po' peggio di noi. Allora uno dice, vabbè, ma è una cosa vecchia, adesso c'è la Lega e le cose saranno cambiate. Vai a vedere, dal 2002 al 2008, meno 11% pro capite. Già stavamo male, adesso stiamo anche peggio. Allora c'è da chiedersi che cosa intenda la Lega per primo il Veneto. Vai a vedere un dato che le riassume tutti, ed è interessantissimo anche questo, il residuo fiscale, cioè la differenza tra quanto i veneti mandano a Roma e quanto riescono ad avere indietro. 2002, 10 miliardi lordi di euro. Lordi perché non si tiene conto della spesa per interessi sul debito pubblico, per la spesa del funzionamento della macchina burocratica, che anche quello andrebbe regionalizzato, imputato al Veneto. Fatto sta che quando arrivi al 2007, questi 10 miliardi sono diventati 18. E quindi viva il Veneto e prima il Veneto. Le netti sono 6. Io dico 6 miliardi sono una bella cifra, lasciamone magari metà in solidarietà al resto del paese, ma magari quegli altri 3 teniamoceli. È questo che la Lega andava a dire. Paroni in casa nostra in fondo voleva dire questo, teniamoci i nostri schemi. Bene, io dico invece teniamocene metà. E invece niente, neanche quelli. Però mi dice qualcuno, stanno facendo qualcosa, hanno fatto 37 km di strade il passante in 15 anni, ed è una bella cosa. Se andiamo a vedere poi, adesso annunciano che faranno tutte le infrastrutture di cui si parla da perlomeno 25-30 anni. E sapete come le fanno? La Romea commerciale, la Pedemontana, le tangenziali di Verona, in project financing, che non è una brutta parola. Ma vuol dire una cosa sola, che hai pagato le tasse, avanzano 6 miliardi di euro,
ma adesso te le ripaghi un'altra volta pagando il pedaggio e ti fai gli ospedali ripagandoteli ancora una volta. Sono bravissimi a raccontarlo. Ultima, Zaia ha detto che nei prossimi, quando sarà eletto, perché lui è sicuro, beato lui, ha detto che nei primi 6 mesi farà lo statuto. E sapete perché lo farà nei primi 6 mesi? Perché non ha avuto tempo nei 13 anni precedenti. Grazie.